Bentrovati, grazie per essere venuti così numerosi. Niente, mi piaceva iniziare con una immagine che sicuramente avrete tutti presente. C'è una fotografia che è una delle icone più famose della storia della biologia, che raffigura Watson e Crick con il modello della doppia elica. E c'è Watson che guarda da sotto un po' stralunato questo modello fatto di pezzettini di metallo uniti insieme, e c'è Crick che di sopra con la matita indica le coppie di basi. E allora eccoci qua, stralunati come Watson, a vedere quello che il Crick di turno ha da mostrarci, ha da dirci a proposito del DNA, perché in effetti questo incontro entra fa parte di una serie di incontri di avvicinamento ad una conferenza che abbiamo iniziato a maggio e che concludiamo oggi, a beneficio di tutti coloro che vorranno approfittare almeno di striscio di questo grande evento, e grazie a chi sostiene questo evento e le nostre attività culturali. Per cui in questa sede mi corre l'obbligo di ringraziare tutti voi perché partecipate, le autorità militari presenti che so che condividono degli interessi professionali per queste materie, e anche le autorità civili. Qua abbiamo l'assessore Giacomini da parte del Comune. Quindi grazie a tutti voi, e due parole su questo ciclo che abbiamo avviato a maggio. Abbiamo iniziato con una conferenza che riguardava la storia della biologia, che è stata tenuta dal professor Vianello, che ci ha presentato il percorso che la biologia ha compiuto dagli albori di questa disciplina fino ai giorni nostri. E abbiamo fatto la conoscenza con i metodi di lavoro di questa disciplina. E abbiamo scoperto, se ricordate, che i biologi moderni, consapevoli dell'utilità di un approccio olistico ai sistemi complessi, non rinunciano a comprendere con i metodi più riduzionistici i meccanismi fini, quelli che rendono conto dei fenomeni che studiano. Poi, grazie alla dottoressa Benetti, abbiamo avuto un assaggio di come questi metodi permettono di capire certi tipi di tumori, e in particolare come l'alterazione a carico dei sistemi di regolazione del modo in cui il DNA esplica la propria attività possono dar luogo a delle disfunzioni che possono essere molto pericolose. Oggi, grazie al professor Tell, insistiamo sul genoma umano, ovvero sull'insieme delle istruzioni genetiche che sono contenute in forma di molecole di DNA nel nucleo delle cellule. E in particolare ci soffermeremo sui meccanismi che permettono alle cellule di riparare i danni che le cellule costantemente subiscono a causa dei molti agenti potenzialmente pericolosi con cui vengono in contatto. È proprio per i suoi studi su questi meccanismi, sulla riparazione del DNA, che nel 2015 il professor Lindahl ha ricevuto il premio Nobel. E guarda caso, il prossimo 24 settembre Thomas Lindahl sarà ospite dell'università di questo convegno, e tutti noi avremo la chance più unica che rara di assistere, se lo vorremmo, alla relazione tenuta da un premio Nobel al Teatro Giovanni da Udine domenica 24 settembre. Grazie al professor Tell scopriremo come le alterazioni nei meccanismi di riparazione rappresentano dei pericolosi punti deboli delle cellule sane, ma possono anche rivelarsi degli obiettivi interessanti per agire sulle cellule cancerose. E questo argomento sarà oggetto di una conferenza che il professor Vindigni della St. Louis University terrà in Sala Iace il prossimo 26 settembre. È una conferenza aperta al pubblico alle 17 in Sala Iace, e che seguirà di poco la conferenza del 25 della professoressa Dogliotti, la quale ci parlerà di un tema ancora più generale, che è il tema di come l'inquinamento ambientale interferisce con la salute umana. Quindi un mese di settembre che non potrebbe essere più ricco di opportunità per quanti siano interessati a capire qualcosa ancora del DNA, in particolare dei meccanismi di riparazione. Stasera però abbiamo la fortuna di poter ascoltare il professor Tell, il quale è associato nel settore scientifico disciplinare biologia molecolare presso l'Università di Udine ed è responsabile del laboratorio biologia molecolare e stabilità genomica e coordinatore del corso di laurea in biotecnologie dell'Università di Udine.
Stasera ci presenta una conferenza intitolata Stabilità e variabilità genomica, un sottile equilibrio tra evoluzione e malattia. Prego Gianluca. Bene, vi ringrazio molto di aver organizzato questi seminari che credo diano uno spunto importante per i giovani e colgono l'occasione di avere questo evento appunto che è stato citato poc'anzi, su cui spenderò due parole alla fine. Ringrazio il professor Nazzi per l'organizzazione che è stata veramente eccellente e il professor Vianello anche per aver svolto un'importantissima azione di promotore dell'attività coerentemente con il suo spirito accademico che è ben noto a tutti. Vi ringrazio di essere qui presenti, mi scuso con i molti studenti che vedo presenti del corso di biotecnologia e medicina che saranno un po' annoiati nella prima parte della presentazione, perché è una presentazione di carattere introduttivo generale per inquadrare poi il problema e poi per entrare nel merito più specifico. Parleremo del codice biologico, cioè di quella serie di informazioni che sono contenute nel DNA presente nelle cellule del nostro organismo e analizzeremo dapprima la natura e la complessità del codice e poi l'aspetto relativo ai meccanismi di mantenimento del codice che sono al confine fra evoluzione e malattia. A me piace evocare uno degli aspetti importanti del mantenimento del codice che sta proprio a cavallo fra lo spiegare l'evoluzione e la patologia con queste icona dei monaci amanuensi dei codici antichi che, come sapete, impiegavano il loro tempo nel replicare l'informazione per mantenerla, per perpetuarla. Il problema legato a questo è il problema del mantenimento, il problema legato alla correzione, alla correttezza dell'informazione per garantire che questa sia mantenuta nei secoli. Questo è lo stesso problema che viene affrontato nel codice biologico. E alterazione del codice biologico in termini di non correttezza dell'informazione e nel mantenimento di queste informazioni possono sfociare in patologia. Qui vediamo per esempio un soggetto affetto da morbo di malattia neurodegenerativa legata alla amplificazione di triplette e dove vedete in questo caso la sezione del cervello di questo soggetto in cui vedete appunto un fenotipo molto importante che è legato appunto alla perdita di neuroni a livello del nucleo della base del cervello che portano appunto alla patologia associata al fenotipo che avete visto. Ma disfunzioni nel meccanismo di mantenimento della stabilità genomica sono legati anche a malattie rare come le forme progeroidi in cui abbiamo fenotipi, il cosiddetto fenotipo della senescenza precoce. Conoscere questi meccanismi è importante ovviamente per entrare nel merito applicativo e nel merito delle possibili terapie e delle possibili cure. Il mantenimento della stabilità genomica, pertanto, è un sottile equilibrio fra mantenere un'informazione costante all'interno delle cellule del nostro organismo e nelle generazioni future e il fatto di essere soggetto ad un certo livello di instabilità di tipo genetico. Instabilità che ha come effetto funzionale la possibilità di evolvere, una divergenza di tipo genetico evolutiva che consente l'evoluzione e ha come prezzo da pagare ovviamente la possibilità di errori associati o associabili all'insorgenza di patologia. Parleremo pertanto di come si modificano i geni, dando per scontato per certi aspetti il fatto che nel seminario precedente è stato
è stato discusso su come i geni funzionano, di cui faremo un breve accenno giusto per capire la complessità a cui siamo di fronte, e di fatto se sia tutto scritto nell'informazione genetica. Parleremo pertanto di concetti che hanno del filosofico, se volete, in relazione a problematiche di carattere biologico. Parleremo di necessità, e dove per necessità l'informazione genetica, il genoma, parleremo di ambiente, accenneremo all'epigenoma, e parleremo del caso. Il caso sta emergendo come un evento chiave nei processi di variabilità genomica, associati al danno, al DNA e alle mutazioni. Il primo concetto importante è il flusso dell'informazione genica. Noi sappiamo che l'informazione genetica, biologica, è contenuta nel genoma, nella molecola di DNA, e che questo comprende la totalità del materiale genetico di un organismo. È considerabile come una biblioteca, e come una biblioteca è fornita di molti libri di cui l'utilizzatore ne fa un uso specifico, non di tutta la biblioteca ma di una parte di essa, così le cellule fanno uso di una parte dell'informazione. Di alcuni libri non vengono nemmeno lette tutte le pagine, anzi a volte vengono lette poche pagine, a volte queste pagine si incollano fra di loro, e nella replicazione di questi libri con le pagine incollate si viene fuori una copia di un libro con informazioni mancanti. Questo è il concetto base. L'altro concetto base importante è il concetto della variabilità del genoma e del fatto che esso è alla base dell'evoluzione biologica. Perché? Perché è un'informazione non statica, o perlomeno non troppo statica, ma dinamica, che consente l'adattamento degli organismi all'unico evento che è condizionante e che cambia, ovvero l'ambiente. Possiamo discutere tra nesso di causalità fra ambiente ed evoluzione, perché l'ambiente di fatto è condizionato dall'evoluzione allo stesso modo, ma senz'altro possiamo dire che la variabilità dell'informazione del genoma è una risposta adattativa ad un ambiente che cambia. In questo schema vedete bene questo aspetto, dove qui vedete delle cellule rappresentate in maniera schematica, in cui vengono casualmente introdotte delle mutazioni che fanno guadagnare una funzione ad una cellula oppure fanno perdere una funzione ad una cellula. La pressione selettiva ambientale è una sorta di selettore di forme attraverso il quale passano solamente le forme più adatte, e quelle che presentano mutazioni, per esempio inattivanti, o letali, vengono controselezionate. L'effetto finale qual è? Che avremo una popolazione che man mano viene arricchita nella componente che presenta la mutazione che ha modificato il genoma di quelle cellule in maniera da renderle più adatte all'ambiente. Di fatto questo è un concetto che ben conoscete, e che è un concetto che è stato coniato molto prima del comprendere il codice biologico da Charles Darwin, ovvero il fatto che nell'evoluzione non è la specie più forte o quella più intelligente che sopravvive, ma quella più adatta e responsiva ai cambiamenti. E la molecola di DNA, per le intrinsetiche intrinseche che tra poco vedremo, è la molecola ideale per svolgere queste funzioni sulla Terra, in grado di integrare stimoli di tipo ambientale i più disparati possibili, dall'alimentazione allo stress, all'ossigeno, alla temperatura, al tempo e l'inquinamento, e convertirli in un fenotipo. E un altro concetto importante che si sta rivitalizzando, e questo è un concetto legato prevalentemente all'epigenetica, di cui accenneremo, di cui è stato già parlato nel seminario precedente, ed è il modello di Lamarck. Voi sapete che il modello di Lamarck si contrappose, venne elaborato prima del modello di Darwin e si contrappose a Darwin in termini concettuali per spiegare l'evoluzione, dove l'evoluzione era il frutto di un adattamento, tra virgolette, consapevole degli organismi alle esigenze di tipo ambientali,
e la qualcosa poteva ovviamente, nel modello di Lamarck, perpetuarsi nella generazione figlia. Ora, con l'epigenetica, questo in qualche modo viene rivisitato, perché in effetti ci sono degli stimoli di tipo ambientale che possono modificare l'espressività di un genoma di un organismo e sembra che possano essere perpetrate nelle generazioni successive. Ora, questo è tutto da scoprire. Però ci dice che l'ambiente non svolge solo il ruolo di selezionatore di un fenotipo, ma anche di modificatore di esso. Qualcosa è estremamente interessante, estremamente rilevante. Come si è arrivati al comprendere che il genoma e il DNA è la sede del codice biologico? Beh, storicamente diciamo, siamo arrivati al 1953 con la scoperta della struttura secondaria a doppia elica del DNA di Watson e Crick, attraverso dei passaggi culturali fondamentali che vengono dal mondo della fisica e della chimica. Prima fra tutti, David Bohr. David Bohr, che è un fisico particellare, il quale parlò per primo della dualità della natura fisica della luce come onda e corpuscolo, e introdusse il concetto del principio di complementarietà. Il principio di complementarietà è un concetto che poi venne ripreso nella struttura della doppia elica del DNA, perché siamo di fronte a una doppia elica costituita da due filamenti di tipo complementare e non identico, quindi complementarietà contrapposta all'identità. Il secondo è un chimico che è Linus Pauling, che è considerato il padre del legame chimico, perché spiegò chimicamente il principio di complementarietà. Linus Pauling fu in competizione con Watson e Crick per definire la struttura della doppia elica. Commise un errore però, e l'errore che commise era legato al fatto che considerava le basi azotate non disposte verso all'interno della doppia elica, ma verso l'esterno. Questo è il primo errore che commise. E commise un altro errore, ovvero sugli appaiamenti. Considerò le forme tautomeriche delle basi, non le forme classiche. Quindi in qualche modo venne bruciato da Watson e Crick, e in particolare Crick era il fisico, Watson era il chimico, e utilizzando informazioni culturali raggiunte già precedentemente da chimici e fisici, come vi accennavo, e grazie anche ai dati cristallografici di Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, perché i dati sperimentali erano loro, proposero questo modello. Voi sapete anche, immagino, che ci fu e c'è tuttora un grande dibattito sulla onestà intellettuale, in particolare di Watson, tanto che nell'ambito dei biologi molecolari si parla dell'onesto Jim, per cui ti ringrazio di avermi accomunato a Crick e non a Watson prima. Ecco, sì, certo, ne ha fatte anche di peggio, però questa insomma è abbastanza importante. Questo fu il modello, paper su Nature, un modello, un disegno, non c'erano dati sperimentali. Da questo disegno, e questa è una frase estremamente importante che appare in questa lettera su Nature pubblicata nell'aprile del 1953 da Watson e Crick, dove, non so se riuscite a leggere, immagino di no, non riesco nemmeno io da qui, però la sostanza è: appare chiaro che questa natura di complementarietà della doppia elica del DNA può spiegare il meccanismo dell'ereditarietà. 2000 anni prima già si conosceva la struttura del DNA, era già rappresentata nei mosaici di Aquileia. Quante informazioni e quali informazioni contiene la molecola di DNA? La molecola di DNA è costituita fondamentalmente da tre componenti, che sono le basi azotate,
che danno asimmetria al sistema, e sono le famose adenina, timina, guanina e citosina, da uno zucchero, che qui vedete rappresentato, e poi da una molecola di acido, l'acido fosforico, che dà le proprietà, diciamo, chimico-fisiche principali, la carica elettrostatica alla molecola, eccetera. Quanto è grande la molecola di DNA in un organismo, nell'organismo umano? Beh, è piuttosto grande. Abbiamo circa 3 miliardi di coppie di basi per genoma haploide, il che significa che una cellula somatica che è diploide contiene circa 6 miliardi di coppie di basi. E dal punto di vista informativo è un sistema estremamente complesso, ma è estremamente complesso anche dal punto di vista dimensionale. Ciascuna cellula contiene circa 2 metri di DNA lineare, la qual cosa, ovviamente considerate che una cellula ha un diametro di alcune decine di micron, da 10 a 30 micron, in cui il nucleo è una parte di questa dimensione, la qual cosa, vi dicevo, crea un problema di tipo dimensionale, per cui per far stare 2 metri di DNA all'interno di una cellula che è 1/1000 più piccola della molecola di DNA, il DNA deve essere avvolto attorno a proteine che si chiamano istoni, a formare delle strutture che si chiamano struttura collana di perle, e queste strutture in cui il DNA si avvolge attorno agli istoni si chiamano nucleosomi, in maniera tale da superavvolgersi su se stessa, e quando il DNA è in una fase in cui sta per essere segregato nelle cellule figlie, compone i cromosomi che voi tutti conoscete. Questo per farvi vedere un'immagine al microscopio elettronico per far capire quanto è complessa, quanto è dimensionale, quanto è grande, quanto è complicata la struttura di una molecola di DNA all'interno di una cellula. Ecco, come si passa dalle informazioni contenute nel DNA ad una proteina? Attraverso il cosiddetto dogma centrale della biologia, che ha spiegato il cosiddetto flusso dell'informazione genica. Il DNA viene replicato, dopodiché viene convertito in una molecola complementare che poi viene smaltita in qualche modo di RNA, e questa svolge la funzione di codificare per una proteina. Il processo che porta dalla molecola di DNA all'RNA si chiama trascrizione, il processo che porta la molecola di RNA alla proteina si chiama traduzione, e questo processo determina il fenotipo cellulare. Dei 2 filamenti di DNA complementari, adenina con timina e guanina con citosina, uno solo dei 2 viene trascritto per codificare per una proteina. E quello che è emerso chiaramente negli ultimi anni attraverso i progetti di sequenziamento è che una quota molto piccola di tutto il genoma di una cellula, meno del 2%, è il cosiddetto genoma codificante, cioè codifica di fatto per una proteina. A cosa serve la restante parte di genoma? Ultimamente si è anche scoperto che, ancorché non codificante, la stragrande maggioranza del genoma di una cellula viene ancora trascritta, e la copia di DNA di una cellula eucariotica di un genoma viene chiamato trascrittoma, e le molecole di RNA che derivano dalle sequenze non codificanti del genoma prendono il nome di RNA non codificante. Una importante categoria di questi RNA non codificanti sono i microRNA, di cui parleremo dopo, che hanno un importante ruolo di tipo regolativo, non solo di tipo epigenetico, di cui qualche cosa è stato detto la volta scorsa, ma anche nella risposta al danno al DNA, nella risposta genotossica al danno. Tornando al codice, il codice viene convertito da DNA in proteina grazie a quello che appunto prende il nome di codice genetico, che rappresenta la corrispondenza fra triplette nucleotidiche e singolo aminoacido. Le combinazioni possibili sono 64,
3 di queste combinazioni non hanno una funzione, perlomeno non hanno una funzione codificante, sono dei cosiddetti codoni di stop, le altre 61 sono sequenze codoniche codificanti. E quello che vedete qui è che in molti casi uno stesso aminoacido è codificato da più codoni diversi. Questo va sotto il nome di ridondanza del codice genetico e serve per ridurre l'impatto delle mutazioni a livello di espressione proteica. Questa è una caratteristica importante, cioè la ridondanza. Un'altra caratteristica importante è l'universalità. Questo codice, con questo tipo di corrispondenza, è pressoché universale in tutti gli organismi, dai batteri all'uomo, con alcune differenze sostanziali che sono legate all'utilizzo dei diversi codoni per codificare ciascuno di questi aminoacidi. E la qualcosa è funzione del fatto che i genomi, in relazione alla temperatura in cui i vari organismi vivono, hanno una composizione diversa in basi azotate e in particolare in basi che danno maggiore stabilità alla doppia elica come le coppie GC. Va bene. Gli aminoacidi che vengono montati seguendo la sequenza del codice attraverso l'utilizzo del codice genetico in sequenza definiscono una struttura primaria di una proteina e la struttura primaria, in funzione delle caratteristiche dei singoli aminoacidi, danno origine alle strutture secondarie, terziarie e quaternarie delle proteine in maniera tale da farle organizzare in strutture con delle proprietà strutturali, chimico-fisiche ben definite, tali da poter esercitare le proprie funzioni. Bene, quindi definiamo alcuni termini che sono il genotipo, che è l'insieme di geni che compongono il DNA, e il fenotipo, che sono l'insieme dei caratteri osservabili di un organismo che si estrinseca attraverso il flusso dell'informazione genica. Guardando alla organizzazione del genoma umano, quindi abbiamo una certa parte del genoma che contiene informazioni contenenti le sequenze codificanti per proteine contenute all'interno dei geni. Una caratteristica importante dei geni umani, ma dei geni degli eucariotici in generale, è che sono discontinui, ovvero hanno una parte che si chiama esone, che contiene l'informazione per una sequenza aminoacidica, intervallate da una sequenza che non contiene informazioni codificanti che si chiamano introni. Queste informazioni, queste sequenze vengono trascritte e poi le sequenze introniche successivamente vengono rimosse. È qualcosa di simile a questa immagine, in cui se al posto delle 4 basi azotate il DNA utilizzasse le lettere dell'alfabeto, potremmo scrivere l'informazione di un gene in questo modo. In rosso è il significato codificante, in nero il significato non codificante. Quindi abbiamo: vai a comprare le banane dai fruttivendolo di fronte e portami il resto. A cosa serve questa organizzazione, che è una caratteristica specifica dei geni eucariotici e soprattutto è una caratteristica che si sviluppa con l'evoluzione? Al fatto di poter utilizzare una serie di moduli determinati per costruire un assemblaggio di tipo diverso nel gene codificante. E quando si parla di questi meccanismi si parla di splicing alternativo. Attraverso questo meccanismo le cellule umane, da una sequenza di un gene, sono in grado di produrre fino a 10 forme proteiche diverse. Quindi un meccanismo estremamente versatile ed estremamente economicamente molto valido per creare variabilità in termini di prodotti proteici. E soprattutto è servita, ed è una cosa importante che segue l'evoluzione, la dimensione degli introni progressivamente è aumentata nell'evoluzione. Questo progressivo aumento della dimensione degli introni sembra essere correlato con una maggiore predisposizione ai fenomeni di ricombinazione, allo scambio di materiale genetico
fra cromosomi per generare nuova variabilità. Ma questo è solamente una parte di tutto il genoma, cioè i geni sono, abbiamo detto, una parte, i geni possono essere poi in coppia singola, in coppia multipla, eccetera. Possiamo avere altri elementi come gli pseudogeni che derivano da geni non più funzionali e sono importanti perché possono causare inattivazione funzionale dei geni funzionali, e abbiamo molte sequenze ripetute di diverso tipo, di vario tipo. Poiché queste sequenze ripetute sono polimorfiche fra i vari individui, si parla di polimorfismi umani. Ecco, complessivamente, se guardiamo alla organizzazione in termini strutturali e funzionali, all'architettura del genoma umano, abbiamo detto che meno del 2% codifica per proteine, quindi abbiamo circa gli esoni, sono circa l'1%, il 24% sono introni, quindi per fare un gene, le sequenze che comprendono un gene, che comprendono esoni ed introni, sono circa un quarto di tutto il genoma. Il grosso sono, questi elementi si chiamano elementi trasponibili, trasposoni, che sono circa il 45% di essi. E sono elementi del DNA che sembra contribuiscono positivamente, che contribuiscono attivamente nei processi di variabilità genomica, anche in risposta a stimoli ambientali. Nelle piante questo sembra essere un meccanismo di risposta allo stress, con cui pezzi di DNA vengono trasposti all'interno del genoma con meccanismi che possono prevedere il processo di retrotrascrizione o meno. E poi abbiamo la parte restante che comprende le duplicazioni e le ripetizioni di cui parlavamo prima. Tutta questa restante parte per molto tempo è stata considerata DNA spazzatura. In realtà adesso sembra che proprio per il motivo per cui queste parti vengono attivamente trascritte, sembra che contribuiscono attivamente nel processo di regolazione epigenetica dell'espressione dei geni umani, dei geni in generale e dei geni umani in particolare. Ecco, per capire bene poi dopo gli aspetti che riguardano i processi di riparazione del danno al DNA, dobbiamo entrare in alcuni dettagli chimici maggiori per quanto riguarda le caratteristiche delle basi azotate ed in particolare dei nucleotidi. I nucleotidi sono le molecole che sono composte della base azotata legata allo zucchero, che vi dicevo prima, attraverso un legame che si chiama legame glicosidico, e lo zucchero poi è legata ad una molecola di acido fosforico attraverso un legame fosfoesterico. Il nucleotide, pertanto, è l'elemento base della doppia elica di DNA e le proprietà dei nucleotidi definiscono le caratteristiche chimico-fisiche degli acidi nucleici. I legami π greco, gli elettroni dei legami π greco presenti nella base azotata, i gruppi idrogeno o i gruppi l'ossigeno, l'azoto nell'anello eterociclico sono coinvolti nella formazione dei legami idrogeno con le basi complementari, e poi nello zucchero abbiamo l'assenza di un gruppo ossidrilico in posizione 2' o la sua presenza. Questo distingue fondamentalmente la molecola di DNA dall'RNA. Il DNA è privo di questo gruppo ossidrilico, la molecola di RNA presenta questo gruppo ossidrilico. Questo è fondamentale nel definire le caratteristiche biologiche diverse fra molecole di DNA ed RNA. Grazie a questo gruppo ossidrilico la molecola di RNA può svolgere una funzione enzimatica, si parla infatti di ribosimi, mentre il DNA è molto più stabile. L'RNA è più instabile grazie alla presenza di questo gruppo ossidrilico presente qua. Ecco, vi dicevo, la caratteristica importante che sta alla base della complementarietà della doppia elica è legata alle proprietà delle basi ed è legata alla complementarietà
fra gruppi donatori e accettori di legame idrogeno che vi è fra le basi azotate. Queste sono due basi azotate che sono complementari, e sono complementari perché possono appaiarsi. E possono appaiarsi perché mentre la guanina presenta due legami idrogeno e può donare due legami idrogeno su questi atomi, la citosina può accettare due legami idrogeno. E quindi abbiamo un accettore di legame idrogeno e due donatori di legame idrogeno nella guanina, e due accettori di legame idrogeno e un donatore di legame idrogeno nella base, nella citosina. Per questo motivo queste basi possono accoppiarsi in maniera complementare, formando i classici legami cosiddetti di Watson e Crick. Perché di Watson e Crick? Perché non sempre si formano questo tipo di legami, si possono formare in determinate condizioni che dipendono dall'essere legati allo zucchero e dipendono dall'angolo di legame che la base azotata forma con lo zucchero. Si dice che queste basi complementari si vengono a formare in questo modo, secondo Watson e Crick, perché sono chimicamente stereoselettive, dipendono anche dalla struttura della restante parte della molecola. Tanto che, come vi dicevo, questa è la base del fatto che un filamento determina la sequenza nel filamento complementare, e quindi consente un processo di replicazione fedele. Leggo un filamento e posso sintetizzare il complementare, e questa è la base non solo della replicazione fedele, ma del fatto che un filamento durante i processi di riparazione possa essere utilizzato per riparare il filamento danneggiato. Senza questo meccanismo di complementarietà né la replicazione né la riparazione sarebbero fedeli. Vi dicevo che quegli schemi di cui vi ho parlato poc'anzi li troviamo nella doppia elica del DNA, perché ha quella configurazione particolare con la molecola di zucchero, e si parla di coppie di tipo canonico, ma possiamo avere in vivo anche delle coppie non canoniche in cui, vedete, abbiamo degli appaiamenti diversi, per esempio un appaiamento fra l'adenina e l'uracile o fra la guanina e l'adenina, e presentano configurazioni geometriche diverse in relazione all'angolo di legame con lo zucchero. E tipicamente queste configurazioni di tipo non canonico le troviamo in molecole particolari di RNA, qui vedete delle basi anche anomale che possono essere presenti nell'RNA, come nel tRNA, e servono per dare una struttura tridimensionale diversa, simile a quella che ritroviamo nelle proteine. Per questo motivo le molecole di RNA, grazie al fatto che possono avere queste configurazioni, che sono funzione del fatto che la molecola di RNA è a singolo filamento, possono formare delle strutture tridimensionali di tipo variegato, variabile, cosa che la molecola di DNA non può fare. Un altro aspetto importante da considerare è il fatto che la molecola di DNA si dice è flessibile. È flessibile perché tutte le molecole di cui è composto, la base azotata, lo zucchero, l'acido fosforico, eccetera, reciprocamente possono ruotare. E questa rotazione reciproca di una rispetto all'altra consente la flessibilità del DNA che è necessaria in tutti i processi di tipo biologico. In particolare, vedete, questo è un processo in cui la molecola di DNA viene denaturata e tutti i processi che riguardano il DNA prevedono la sua denaturazione. Questo comporta il fatto che i due filamenti non solo vengano disaccoppiati, ma si possono anche reciprocamente muovere uno rispetto all'altro. E consente al DNA di avvolgersi attorno agli stoni. Se la struttura del DNA fosse una struttura rigida, questo non potrebbe succedere, e quindi ha un'importante implicazione di tipo biologico. L'informazione genetica nell'uomo, grazie alla compattazione del DNA in cromosomi, è costituita fondamentalmente da 22 coppie di autosomi e una coppia di eterocromosomi sessuali,
coppia XX o la coppia XY. Sempre in termini dimensionali, un altro aspetto diverso che è importante sottolineare parlando di complessità è il fatto legato alla quantità di DNA che ciascuno di noi si porta in grembo. È stato stimato che un organismo adulto di 70 kg abbia l'equivalente di circa 300 grammi di DNA e la qualcosa equivale al fatto di, se noi consideriamo il numero di cellule che costituiscono un organismo adulto, che è circa 10 alla 14 cellule eucariotiche, è equivalente a dire che ciascuno di noi ha circa 200 miliardi di chilometri di DNA all'interno delle proprie cellule, il che significa che se noi potessimo svolgere il nostro DNA raggiungeremmo la Luna e torneremo indietro semplicemente con questo filamento di DNA, senza considerare la quantità di DNA che è presente in altre cellule che compongono il nostro organismo, che sono i batteri, che sono almeno altrettanto abbondanti delle cellule eucariotiche. Abbiamo circa 1,4 kg di batteri e circa 10 alla 15 cellule batteriche, quindi siamo più batteri che cellule eucariotiche, questo è sempre da considerare. Un altro aspetto importante in termini di informazione genetica è ricordare il fatto che abbiamo una certa quota di DNA che troviamo all'interno dei mitocondri, ossia gli organuli deputati alla fosforilazione ossidativa, ai meccanismi di produzione energetica all'interno delle cellule. Questo DNA è molto più piccolo, è circa 16 kilobasi e può essere presente in coppia multipla all'interno del mitocondrio e codifica solamente per 37 geni, che sono fondamentalmente geni coinvolti nella produzione di enzimi della catena respiratoria. La cosa interessante da ricordare è che esso è di origine materna, quindi il nostro genoma mitocondriale è esclusivamente di origine materna. Ecco, vi dicevo, una domanda importante che, parlando sempre di complessità, è stata affrontata nel corso degli anni è se un gene codificasse esclusivamente per una proteina. Per molti anni si pensava a questo, cioè si pensava di fatto che la grossa quota del genoma umano fosse contenente informazione genica codificante. In realtà abbiamo visto che questo non è il caso e abbiamo visto che, vi ho accennato al fatto che un gene può codificare per circa 10 proteine diverse. In termini quantitativi nell'uomo, quanti geni sono presenti come geni codificanti nell'uomo? Sono circa, le ultime stime danno circa 19-20.000 geni ed ogni cellula del nostro organismo esprime circa un quinto di questi geni. Grazie al fatto che ogni gene mediamente produce 10 forme proteiche, ogni tipo cellulare tipicamente è in grado di produrre circa 100.000 specie proteiche diverse attraverso i meccanismi di splicing di cui abbiamo accennato prima. L'insieme delle proteine che vengono espresse da un genoma si chiama proteoma e nell'uomo il proteoma umano non è costituito solamente dalle specie proteiche prodotte dai tipi cellulari, dai 200 tipi cellulari che conoscete, ma anche da un tipo cellulare particolare e codifica per proteine particolari che sono gli anticorpi. Pertanto si parla del proteoma umano come essere composto da circa 10 alla 8 specie proteiche diverse, a partire da informazione codificante che è di circa 20.000 geni. Su questo, se abbiamo tempo, poi ci ritorneremo. Quindi il flusso dell'informazione genetica passa da un'informazione potenziale contenuta nel genoma attraverso la trascrizione, produce molecole di RNA che nel loro complesso costituiscono il trascrittoma e queste possono produrre, attraverso il meccanismo della traduzione, il complemento proteico totale di un genoma, ovvero il proteoma. Ecco, giusto per fare un accenno quantitativo di tipo evolutivo, derivato dalle analisi di genomica comparata
fra i vari organismi modello che sono stati studiati e dati che vengono continuamente aggiornati attraverso i vari progetti di sequenziamento. Il più importante è il progetto ENCODE, che è l'enciclopedia degli elementi del DNA, dove vengono mappati continuativamente in maniera progressiva le informazioni sui vari genomi, in particolare il genoma umano. E quello che si è apprezzato è il fatto che, confrontando le dimensioni di un genoma batterico con quello umano, abbiamo una differenza in termini dimensionali di numero di copie di basi di circa 1000 volte. Abbiamo circa 4 milioni di copie di base in un genoma batterico e 3 miliardi di copie di basi in un genoma umano, ma il numero di geni non aumenta linearmente. Abbiamo circa 4.000 geni in Escherichia coli contro i 19.000 geni dell'uomo. Quindi, se guardiamo al numero di geni e la filogenesi, possiamo concludere che il numero di geni non è un parametro filogenetico, ma ciò che è un parametro filogenetico è la complessità di questi geni e la complessità della loro regolazione. Questo paradosso va sotto il nome di paradosso del valore C ed è legato al progressivo aumento della quantità di DNA ripetuto presente nei vari genomi. Per la cronaca sono sufficienti circa 470 geni per fare una cellula artificiale in grado di svolgere le proprie funzioni metaboliche. Questo è il progetto di Craig Venter, che sapete è stato il primo a sequenziare il genoma umano, e questo è la cellula artificiale, un progetto che è durato una decina d'anni circa ed è stato pubblicato lo scorso anno. Non tutti i geni hanno la stessa funzione in termini di gerarchia. Abbiamo dei geni che svolgono la funzione di geni coordinatori e si chiamano geni master, e in questa modalità rappresentativa i geni master sono quelli rappresentati dai nodi di questi network e sono particolarmente importanti perché sono in molti casi geni che vengono utilizzati per lo sviluppo di nuovi farmaci, perché se devo colpire un gene coinvolto in un processo di trasformazione tumorale è preferibile colpire un nodo di un network piuttosto che un bordo di un network, e quindi colpendo il nodo colpisco tutto l'insieme di geni che sono correlati alla funzione di questo nodo. E questi sono senz'altro tematiche che stanno via via evolvendosi e vanno sotto il nome complessivo di cosiddetto genomica funzionale. Quindi è vero che il gene codifica per una molecola di RNA, è vero che l'RNA serve per fabbricare una proteina, ma è vero anche che le proteine, e particolarmente quelle che corrispondono ai geni master, sono a loro volta in grado di regolare la funzione di altri geni. Geni master importanti nello sviluppo embrionale sono i geni cosiddetti omeotici, mutazioni dei quali possono causare delle anomalie dello sviluppo embrionale, come per esempio in questo caso nella drosofica la duplicazione di un segmento corporeo e quindi la formazione di una doppia coppia di ali al posto dei bilancieri, che sono queste eliche, sono queste ali, diciamo, atrofiche che trovate qui nella drosofila normale. Un abile divulgatore scientifico che ha contribuito alla scoperta dei geni omeotici nell'uomo è Edoardo Boncinelli, che è stato molte volte ospite nel nostro Ateneo in vari contesti, in varie situazioni. Tornando alla complessità, la complessità molecolare di una cellula eucariotica serve per garantire una agevole risposta all'ambiente in condizioni omeostatiche, e possiamo rappresentare una cellula attraverso una configurazione, una rappresentazione
di tipo grafico come quella che vedete rappresentata, in cui troviamo interazioni continue fra i geni, fra le proteine, per svolgere una determinata funzione e per garantire un sistema altamente integrato ed estremamente stabile nella risposta all'ambiente che cambia. Quindi abbiamo definito genotipo e fenotipo, abbiamo detto che cosa sono. Ciò che sta emergendo è che il genotipo da solo non definisce il fenotipo, ma che piuttosto esso interagisce con l'ambiente nel determinarlo. E adesso si parla di un nuovo termine che è il concetto di epigenotipo. L'epigenotipo è quell'informazione di tipo ereditabile che è in grado di influire sul fenotipo senza che vi sia cambiamento della sequenza del DNA. È l'elemento attraverso il quale sembra che il ruolo dell'ambiente possa estrinsecare un effetto sull'espressione di un genotipo e sembra che lo possa fare in maniera ereditabile. Dico solo due cose per riprendere dei concetti già sviluppati precedentemente dalla collega Benetti, perché poi mi serviranno nella parte terminale del complesso, della presentazione. Che cos'è questa regolazione epigenetica? Beh, grazie al fatto che la molecola di DNA, come sapete, è superavvolta attorno agli stoni, questa strutturazione può essere più o meno compatta, cioè gli stoni e i nucleosomi possono essere compattati oppure possono essere questa compattazione può essere più allentata. Siccome durante un processo attraverso il quale il DNA viene trascritto in RNA deve essere accessibile agli enzimi che lo devono trascrivere, questa struttura, che si chiama struttura eterocromatinica, non consente la trascrizione di un determinato gene, quindi la produzione del prodotto dell'RNA messaggero e del prodotto proteico, mentre questa sì. Poiché è possibile controllare attraverso modificazioni chimiche degli stoni o modificazioni chimiche del DNA come la metilazione della citosina nel DNA, questo grado di strutturazione, ancorché non modificando la sequenza nucleotidica di un gene, io posso modificare la sua espressione. E per questo si dice che l'informazione dell'epigenotipo è ereditabile, prima di tutto ereditabile, ci sono dei meccanismi con cui queste modifiche vengono trasmesse alle cellule figlie, ma soprattutto influisce sul fenotipo senza che vi sia un cambiamento della sequenza del DNA. Una cosa importante, da qui è nata un'altra scienza che è la nutrigenomica, perché? Perché si è visto che molti principi attivi presenti in molti vegetali per uso alimentare hanno un ruolo nella regolazione epigenetica e possono condizionare l'espressione dei geni. Molti composti aromatici, polifenolici derivati dalle piante hanno un effetto di tipo epigenetico modulando l'espressione genica, per cui si ritiene che alcune delle proprietà alimentari di alcune di queste sostanze possano estrinsecare il loro effetto attraverso una modulazione dell'espressione genica. Ma sempre parlando di regolazione epigenetica, vi accennavo prima al ruolo degli RNA non codificanti e dei microRNA. Questi RNA non codificanti derivano in larga parte dal genoma non trascritto, non tradotto, possono derivare da porzioni introniche e possono derivare dal filamento non trascritto di un gene funzionale. La loro funzione in particolare, ve ne sono molte, ma possono avere un effetto nella regolazione epigenetica, oppure, quindi modulando la struttura cromatinica in maniera sequenza specifica, ma possono farlo anche condizionando il processo di traduzione di un RNA messaggero. In particolare queste molecole di RNA che vengono trascritte come precursori di circa 200 nucleotidi per formare delle molecole di RNA di circa 22-24 nucleotidi, possono
essere complementari a molecole di RNA messaggero codificante, causandone la degradazione e quindi impedendo che poi quell'RNA messaggero possa essere tradotto in forma proteica. Si conoscono bene i meccanismi attraverso cui questi microRNA vengono prodotti e fondamentalmente vi sono degli enzimi che sono deputati al loro processamento, che sono DROSHA nel nucleo e DICER nel citoplasma, che assieme con Argonauta consentono questo effetto di regolazione dell'espressione genica in maniera post-trascrizionale. Quindi possiamo dire che nella regolazione epigenetica entra anche i prodotti del genoma non codificante sotto forma di RNA non codificante, assieme alle modificazioni istoniche e alla metilazione del DNA. Quindi a tutti gli effetti dobbiamo fare una rivisitazione del dogma centrale della biologia e introdurre delle frecce retrograde che portano questa informazione non solo dal DNA alla proteina, ma anche all'inverso. Le proteine possono condizionare l'espressione genica, ad esempio attraverso le molecole di RNA o attraverso la regolazione epigenetica che vi ho citato poc'anzi. Pertanto nella determinazione di un fenotipo contribuisce sia il genotipo sia i regolatori epigenetici, che sono i principali regolatori che derivano dall'ambiente: nutrizione, attività fisica, temperatura, età, farmaci danno un contributo nella modulazione dell'epigenotipo e quindi nella determinazione del fenotipo. Entriamo adesso nell'ultima parte del seminario che riguarda l'importanza della stabilità genomica per l'uomo. E in questo caso parleremo del ruolo del caso e ruolo dell'ambiente, ma guardando alla capacità di questi di modificare le sequenze genomiche. Parleremo adesso di replicazione del genoma, perché la sua replicazione, come i monaci amanuensi, è associata ad introduzione di errori, e parleremo di danno al DNA e dei meccanismi di riparazione. Il danno al DNA può originarsi da due fonti principali: da agenti endogeni, che derivano per esempio dall'attività cellulare metabolica, per esempio le specie reattive dell'ossigeno che derivano dai mitocondri, oppure da errori della DNA polimerasi, mentre gli agenti esogeni sono tutti quegli agenti di tipo fisico, di tipo chimico, cui l'organismo può essere esposto e che possono modificare le basi azotate. Vedremo che ci sono meccanismi di riparazione di questi danni che sono specifici e che quindi consentono il ripristino della corretta informazione, oppure processi di malriparazione o non riparazione del danno che sono associati alla formazione di mutazioni, alla fissazione di mutazioni o di aberrazioni cromosomiche. Ecco, uno dei problemi importanti per introdurre per introdurre mutazioni per modificare le sequenze genomiche è legato, come vi dicevo, alla replicazione del DNA. Tutte le cellule del nostro organismo, durante le fasi dello sviluppo e comprendenti anche le cellule procariotiche di cui siamo dotati, sono sottoposte a fenomeni di duplicazione, e per duplicarsi una cellula la prima cosa che deve fare è ovviamente duplicare il proprio codice genetico. E per duplicare questo codice genetico, processo che si chiama replicazione, è stato stimato che l'enzima, che è un enzima che si chiama DNA polimerasi, compie degli errori anche abbastanza frequenti. Durante il processo di polimerizzazione introduce mediamente un errore ogni 10 alla 5 paia di basi sintetizzate. Fortunatamente ha un'attività di autocorrezione con cui è in grado di correggere gli errori e quindi è in grado di scendere di 2 ordini di grandezza in questa frequenza di errore, che però non è sufficiente nel caso del genoma umano per garantire un'efficiente replicazione
ad ogni ciclo cellulare. Ricordiamo 10 alla 9 paia di basi che compongono il genoma umano. Sono necessari dei sistemi di riparazione. Il sistema di riparazione, che è prevalentemente deputato agli errori della DNA polimerasi, si chiama via del mismatch, MMR, mismatch repair. E attraverso questi meccanismi di riparazione la frequenza di errore calcolata è di circa 1 ogni 10 alla 10 nucleotidi, quindi teoricamente in grado di garantire la fedeltà totale. In realtà dati sperimentali dicono che nelle cellule umane, guardando le cellule staminali come cellule di riferimento, vengono introdotti 3 errori ad ogni duplicazione cellulare, che è poco, ma non è così tanto poco, se considerate le centinaia di replicazioni che nell'arco di una vita queste cellule devono subire. Vabbè, questo lasciamo stare. Uno degli errori principali che derivano spontaneamente dall'attività di questa DNA polimerasi è legata alle caratteristiche delle basi azotate e del fatto che esse sono presenti in 2 forme tautomeriche, aminika o iminica. Vedete? Questa è l'adenina aminika, abbiamo un gruppo aminico, e questa è l'adenina iminica, in cui questo azoto è legato ad un unico atomo di idrogeno e con un doppio legame covalente all'anello eterociclico. Che cosa cambia in questo caso? Questa forma chimica è una forma spontanea. L'equilibrio di questa forma chimica prevede che l'adenina sia 10.000 volte più abbondante nella forma aminika, sia 10.000 volte più abbondante della forma iminica. Ma quando è presente questa forma iminica, viene cambiata lo schema dei donatori e accettori di legame idrogeno. In particolare, questo gruppo aminico, che originariamente è un donatore di legame idrogeno, diventa un accettore di legame idrogeno. E quindi, come pure questo azoto, che è un accettore di legame idrogeno, diventa un donatore di legame idrogeno. La qual cosa cambia gli schemi degli appaiamenti, per cui un'adenina iminica non si appaia più alla timina, ma si appaia alla citosina. La qual cosa comporta? Comporta che se io ho un'adenina iminica e la DNA polimerasi va a replicare questa adenina iminica, inserisce una citosina al posto della timina e quindi non è più fedele nella sua replicazione. La qual cosa viene fissata. La tautomeria delle basi rappresenta l'elemento di mutazione spontanea più frequente nell'uomo, negli organismi in genere. Un altro tipo di errore che è legata al meccanismo di replicazione è la presenza di molecole di RNA all'interno del genoma. Voi tutti, molti di voi sono cresciuti con la convinzione che la molecola di DNA fosse solamente costituita da desossiribosio come zucchero. In realtà nel genoma umano ci sono tratti anche abbastanza consistenti di molecole di RNA e ci sono le diverse DNA polimerasi, perché vi sono diverse DNA polimerasi deputate al processo di replicazione, sono in grado di introdurre ribonucleotidi al posto di desossiribonucleotidi con una frequenza di tipo variabile. Per esempio la polimerasi epsilon ne introduce una ogni 1250 nucleotidi sintetizzati. Okay? Quindi abbiamo dell'RNA all'interno del genoma che è stato introdotto da parte della DNA polimerasi e abbiamo dell'RNA che deriva dai primer d'innesco, cioè trattini di RNA che servono alla DNA polimerasi quando viene iniziata la replicazione. Fatto sta che la presenza di ribonucleotidi all'interno del genoma umano sembra intanto molto frequente. Si stima che ci sia un ribonucleotide ogni circa 1000 desossiribonucleotidi sintetizzati, ma soprattutto sembra che sia un evento
sia l'evento di danno più frequente nel genoma umano di origine di tipo spontanea. Qual è l'effetto della presenza di un ribonucleotide all'interno del genoma? Il fatto che quell'ossidrile al 2' che vi ho detto prima è estremamente reattivo e causa due fenomeni. Uno, altera la geometria locale della molecola, per cui una molecola di DNA a doppia elica in cui è presente un ribonucleotide è distorta, è sotto stress di tipo torsionale, il che non va bene perché essere sotto stress può causare una rottura. E la seconda cosa è che quel ribonucleotide, quell'ossidrile, è molto reattivo e può causare l'idrolisi spontanea del filamento di DNA, causando dei danni. Ora di questo si sa molto poco, c'è un progetto che stiamo portando avanti, che è iniziato da un anno circa, con il National Institute of Health, che ha lo scopo di mappare i ribonucleotidi nel genoma delle cellule tumorali. Bene, lasciamo stare questo. Ok. Abbiamo parlato di danni di tipo spontaneo legati alla replicazione, ma molti danni derivano dal fatto che le basi azotate sono estremamente reattive, ossia possono reagire con numerosi agenti, sia chimici, per esempio quelli derivanti dal fumo di sigaretta, dai cibi malcotti, dai coloranti alimentari, dallo stress ossidativo, dagli agenti ossidanti derivanti dal metabolismo mitocondriale, dai farmaci che vengono utilizzati, da inquinanti ambientali, eccetera, ma anche da effettori di tipo fisico, come la radiazione ultravioletta proveniente dai raggi solari e delle lampade abbronzanti. E questa osservazione del fatto che la molecola di DNA, grazie alle proprietà chimico-fisiche delle basi azotate, è estremamente reattiva, non è scontata, non dobbiamo pensare che sia scontato, perché dal 1953 ci vollero 40 anni per capire che la molecola di DNA non era così stabile come si pensava. D'altro canto, se la molecola di DNA deve garantire l'evoluzione, necessariamente deve essere stabile, perché deve garantire l'ereditabilità, ma non deve essere troppo stabile da non consentire l'evoluzione. Per questo motivo Thomas Lindahl, che qui vedete, come è stato citato prima, ha preso il premio Nobel nel 2015 per il suo studio sugli enzimi, su alcuna categoria di enzimi in grado di riparare il DNA, perché fino ad allora si riteneva appunto che il DNA, sì, che le modifiche avvenissero sul DNA, ma fossero più il prodotto di reazioni chimiche che avvengono in provetta, piuttosto che la norma all'interno delle cellule. E questa caratteristica del DNA di essere instabile dipende ancora una volta dalle componenti delle basi azotate. I gruppi donatori e accettori di legame idrogeno, gli atomi di azoto, i doppi legami, questi sono i soggetti preferenziali delle modifiche chimiche che la molecola di DNA può subire. E qui vedete un esempio di queste modifiche di tipo lesivo che la molecola di DNA può subire. Possiamo avere delle rotture nel singolo filamento, possiamo avere la formazione degli addotti con metalli come il platino, questo viene utilizzato nella chemioterapia, il cisplatino per esempio, o degli addotti dovuti alla radiazione ultravioletta, i cosiddetti dimeri di pirimidine, oppure possiamo avere errori di mismatch o fenomeni di inserzione e di delezione. Tutti questi tipi di lesioni sono specificamente riparate da vie di riparazione in grado di riconoscerle adeguatamente. E tra poco vedremo. Fra questo tipo di lesioni, questa in particolare la rottura del singolo filamento o l'ossidazione della base, derivano spontaneamente grazie al metabolismo mitocondriale da parte delle specie reattive dell'ossigeno, che causano la generazione di siti abasici o l'ossidazione della guanina, di cui vi accennerò qualche cosa fra poco.
Queste mutazioni sono prevalentemente, queste modificazioni, queste lesioni sono di tipo principalmente, ma non sempre, mutagenico, cioè causano mutazioni. Questo tipo di lesioni invece sono di tipo citotossico. Questa lesione è una lesione che si chiama lesione del double strand break, la rottura della doppia elica, e causa dei segnali cellulari che portano la cellula a morire. Grazie a meccanismi di questo tipo, a modificazioni, a danni di questo tipo, in particolare quelli che causano la rottura della doppia elica, abbiamo i fenomeni che portano alle aberrazioni cromosomiche, per cui abbiamo fenomeni di inversione, di traslocazione dei cromosomi, che sono conseguenza di meccanismi di riparazione di quelle lesioni avvenute in maniera non corretta. Ok. Vabbè, lasciamo perdere questo tipo di lesioni, se non la lesione da parte dell'ossidazione del DNA. L'ossidazione del DNA è particolarmente importante. Perché? Perché siamo soggetti tutti all'ossidazione del DNA, e l'ossidazione del DNA è una modifica lesiva particolarmente importante. È dovuta alle specie reattive dell'ossigeno, l'acqua ossigenata, l'anione superossido, il radicale ossidrile, che possono reagire con i gruppi reattivi delle basi azotate, modificandone le proprietà. E, vi dicevo prima, una delle modificazioni chimiche per ossidazione più frequenti nell'uomo è la formazione della cosiddetta 8-oxoguanina. L'8-oxoguanina è una modificazione lesiva di tipo mutagenico, cioè non causa l'innesco di un meccanismo con cui la cellula che subisce quel tipo di lesione va incontro alla morte cellulare, quindi viene controselezionata, ma viene fissata, e viene fissata causando una mutazione per trasversione, cioè poiché l'8-oxoguanina si appaia con l'adenina, causa una trasversione GC-TA, che è altamente mutagenica. E il fatto che sia altamente mutagenica è sottolineato dal fatto, confermato dal fatto che ci sono nell'uomo diversi meccanismi che controllano il fatto che questa lesione sia poco frequente. Sia molto poco frequente, ancorché frequente. Quello che vi voglio dire di importante adesso, che è in fase di studio per quanto riguarda questo tipo di modificazione chimica, è che nelle sequenze regolative dei geni umani si incontrano frequentemente delle sequenze ricche in guanine. Queste sequenze ricche in guanine possono formare delle strutture che si chiamano quadruplex, ma sono particolarmente soggette a processi di ossidazione. E sembra che l'ossidazione delle guanine su queste regioni regolative sia un nuovo marcatore epigenetico, perché la presenza dell'8-oxoguanina, che viene riconosciuta da un meccanismo di riparazione specifico, causa l'alterazione della struttura locale della cromatina, consentendo la trascrizione del gene. Ed infatti questi geni ricchi di guanine, che verosimilmente possono essere ossidati in condizioni di stress metabolico, sono geni che molto spesso troviamo iperattivati in contesti fisiologici come i tumori, il che significa che verosimilmente questo può essere un meccanismo di tipo epigenetico con cui l'espressione dei geni coinvolti nei meccanismi di detossificazione vengono accesi attraverso una modifica chimica della sequenza di DNA che controlla l'espressione di quel gene. Quant'è la frequenza di queste lesioni nell'uomo? È molto alta. In condizioni basali il numero di eventi lesivi che il DNA subisce per ogni cellula al giorno è di circa 10 alla 4
10 alla 6 eventi lesivi, molti dei quali sono legati al processo di ossidazione del DNA. Considerando le cellule dell'organismo umano adulto, come dicevamo prima, possiamo contemplare semplicemente a causa del metabolismo fisiologico dell'organismo un numero di eventi reparativi richiesti per contrastare questi eventi lesivi estremamente elevato, 10 alla 18, 10 alla 20 eventi di riparazione per mantenere stabile, diciamo, il genoma, quindi estremamente elevato. E come vi dicevo prima, vi sono diverse vie di riparazione coinvolte nei meccanismi di mantenimento della stabilità genomica, che sono specifici per il tipo di lesione, ovvero gli enzimi coinvolti riconoscono specificamente un determinato tipo di lesione a seconda del fatto che sia una modifica chimica oppure sia un evento che causa una rottura della doppia elica o sia un evento distortivo per la doppia elica. Questi enzimi si caratterizzano per queste proprietà, ma hanno una caratteristica fondamentale, ovvero la ridondanza. Queste vie sono specifiche, ma prevedono gli enzimi terminali nel processo di riparazione in grado di effettuare un crosstalk tra le diverse vie. In altre parole, una modificazione, una rottura del singolo filamento oppure una base ossidata può durante il processo di riparazione dare origine alla formazione come intermedio di una rottura della doppia elica e quindi dà origine ad un substrato per un'altra via, come pure questa via, questa double strand break, può essere corriconosciuto dalla via di riparazione come 2 single strand breaks. L'effetto qual è? Che alcuni enzimi di questa via possono vicariare la mancanza di funzione di questa via. E questo è importante perché ci sono delle mutazioni inattivanti questi geni e una di queste mutazioni è stata balzata alla ribalta dei giornali, ovvero il gene di Angelina Jolie, che riguarda questo gene di riparazione che è il gene BRCA1, BRCA2, sono dei geni di una famiglia che sono mutati frequentemente in determinati tipi di tumori come il tumore al seno o il tumore ovarico, per cui danno una maggiore predisposizione allo sviluppo dei tumori perché causano alterazioni cromosomiche, aberrazioni cromosomiche come conseguenza di un accumulo di questo tipo di lesione. E poi vi sono vie di riparazione in grado di riconoscere anche il mismatch, quelli che dicevamo prima legati ai fenomeni di errore dovuto all'errore della DNA polimerasi, nella via del cosiddetto mismatch. Vabbè, qui ci sono una serie di filmati, andrei avanti perché non abbiamo moltissimo tempo. Ho ancora una decina di minuti? Ok. Ecco, questa è una foto originale, ed è la foto originale fatta alla premiazione dei premi Nobel per la chimica 2015 a Stoccolma e oltre a Thomas Lindahl, che ha contribuito alla comprensione, come vi dicevo, dell'instabilità del DNA e alla caratterizzazione della via di riparazione per escissione di base, la via Baer, che è deputata alla riparazione della lesione ossidativa del DNA, Paul Modrich e Aziz Shankar, che sono rispettivamente stati premiati per la comprensione dei meccanismi di riparazione del mismatch, Paul Modrich, e Aziz Shankar per la via di riparazione NER, la Nucleotide Excision Repair, in grado di riparare le lesioni dovute alla radiazione ultravioletta. Quindi questi premi Nobel hanno contribuito alla comprensione non solo del fatto che il DNA fosse molto instabile e quindi necessitasse di meccanismi di riparazione, ma porre le prime basi biochimiche dei meccanismi enzimatici in grado di procedere, di consentire
la riparazione di questi tipi di lesioni, che adesso si stanno studiando dal punto di vista del loro contributo nella patologia. Bene, concludiamo parlando degli effetti delle mutazioni e parliamo del limite che c'è fra variabilità, evoluzione e malattia. Ovviamente una mutazione causa la sostituzione di un nucleotide all'interno di una sequenza. Se questa è codificante, può dare origine ad una nuova proteina. Dato che il codice genetico è ridondante ed è degenerato, il nucleotide potrebbe non avere alcun impatto sulla sequenza proteica, oppure potrebbe avere un impatto causando un'alterazione della sequenza proteica, causandone l'inattivazione. Ma poiché abbiamo visto che la maggior parte del genoma è non codificante, dobbiamo tenere in considerazione che probabilmente è non codificante, si è selezionato per essere non codificante perché ancorché la frequenza di mutazione sia tutto sommato piuttosto elevata, l'impatto fenotipico sia mantenuto limitato. Si considera che circa la variabilità nella specie umana è circa dello 0,1%. Questo 0,1% ovviamente tipicamente su un fenotipo può avere un effetto non dannoso, oppure può essere latente, legato a variazioni o a un effetto sul fenotipo che si estrinseca in particolari condizioni di tipo ambientale. A cosa serve questa variazione, questa variabilità, se non a garantire l'evoluzione? Se guardiamo comparativamente i genomi di organismi e in particolare guardiamo all'organismo, alla scimmia da cui deriviamo, vediamo che i cromosomi umani sono il risultato di processi di riarrangiamento cromosomico nei genomi degli antenati da cui deriviamo, il che significa che non c'è nulla di nuovo, non è stato inventato qualcosa di nuovo, ma è stato utilizzato qualcosa di vecchio attraverso meccanismi di riparazione non portati a termine in maniera corretta. Questo è vero nell'evoluzione, ma è vero anche per la filogenesi molecolare dei geni. Un esempio classico è quello dei geni delle globine. I geni delle globine derivano da un gene ancestrale, le globine intendo dire geni che poi codificano per l'emoglobina. Voi sapete che nell'uomo l'emoglobina è costituita da proteine diverse che nell'arco della vita fetale, avendo un'affinità diversa per l'ossigeno, consentono all'organismo, dapprima l'embrione, poi il feto e poi l'organismo, diciamo il nascituro, a controllare in maniera adeguata la quantità di ossigeno all'interno del sangue. I geni delle globine, dicevo, derivano da un gene antenato comune che dapprima è stato separato attraverso un processo di traslocazione su due cromosomi diversi. Infatti i geni per le globine li troviamo sul cromosoma 16 e sul cromosoma 11, nei due antenati alfa e beta. E poi abbiamo avuto dei fenomeni di duplicazione genica e di accumulo di mutazioni in questi geni duplicati che hanno portato alle diverse varianti, la variante epsilon, gamma, delta e beta, che guarda caso sono quelle che progressivamente vengono espresse durante la vita embrionale, la epsilon e la gamma, e poi nel feto la delta e poi nell'organismo adulto la beta. Con meccanismi di regolazione epigenetica, questi geni originati attraverso processi di riarrangiamento cromosomico, duplicazione genica e attraverso meccanismi epigenetici vengono espressi durante la vita fetale, durante la vita embrionale. Quindi un meccanismo in cui non si inventa nulla di nuovo, ma si utilizza quello che era già stato fatto ottimizzandone la funzione, non in maniera consapevole, ma in maniera selettiva. E l'altro concetto importante di cui accennare
parlando di variabilità genomica, in questo caso intraindividuale, è per la risposta immunitaria. Vi ho detto prima che il numero di geni che noi abbiamo sono largamente insufficienti per consentire la produzione di proteine come gli anticorpi, i quali debbono riconoscere la più ampia gamma di antigeni di tipo diverso. Quindi devono avere delle sequenze codificanti diverse. Si considera che i prodotti proteici degli anticorpi contribuiscono primariamente alla variabilità del proteoma umano. Vi ricordo 100.000 specie proteiche diverse per una cellula, abbiamo 10 alla 8 specie proteiche nel proteoma umano. Quindi abbiamo un'enormità di proteine in più dovute semplicemente alla variabilità anticorpale. E per garantire questo, utilizzando la stessa logica che non si inventa nulla, ma si taglia e cuce ciò che è già presente, le cellule del sistema immunitario fanno esattamente questo. Tagliano e cuciono e modificano. Le vie di riparazione, io dico, vengono utilizzate al contrario, invece che riparare vengono utilizzate per introdurre errori, ed è questo esattamente quello che succede. Ovviamente questo è un processo estremamente pericoloso, e questo processo estremamente pericoloso deve essere fisicamente confinato all'interno di organi specifici che si chiamano linfonodi. Il processo di maturazione anticorpale, dove avviene questa variabilità delle sequenze genomiche con processi di taglia e cuci e di mutagenesi sitospecifica, avviene nei centri germinativi dei linfonodi e quindi avviene dove le cellule del sistema immunitario incontrano l'antigene. Qui avviene, quindi c'è una localizzazione dell'evento mutazionale in un distretto fisico ben definito, proprio per garantire il fatto che l'effetto patologico possa essere il più ridotto possibile. Ok, parliamo e concludiamo il seminario con un cenno sulla variabilità genomica e i tumori, perché voglio concludere con un lavoro che ha destato abbastanza discussione negli ultimi anni. Ciò che si sa è che l'insorgenza dei tumori è senz'altro in relazione con l'invecchiamento. Qui vedete una curva in cui viene rappresentata l'incidenza dei tumori con l'età e, come vedete, la relazione è di tipo esponenziale. Vi è un nesso ben causalmente definito tra l'insorgenza dei tumori e l'azione di agenti chimici che danneggiano il DNA, e quindi ovviamente comprendere la relazione fra variazione del DNA e insorgenza di un tumore ricapitola in qualche modo dal punto di vista molecolare, capire bene che cosa avviene durante l'evoluzione e soprattutto ci consente di avere degli strumenti per affrontare delle patologie estremamente diffuse. Perché le cellule si ammalano è perché nel caso di un tumore è legato al fatto che le cellule in qualche modo si ribellano a quelli che sono i processi che ne controllano il controllato funzionamento, ovvero la proliferazione e differenziamento, che sono i meccanismi attraverso cui viene garantita l'omeostasi di un organismo, vengono meno. Quindi quello che succede durante i tumori ovviamente è che abbiamo fenomeni per cui una cellula ad un certo punto perde gli stimoli che ne controllano il processo di duplicazione, di proliferazione, e soprattutto impara a diventare qualcos'altro, per cui un tumore si sviluppa se la cellula non solo si ingrandisce, ma se è in grado poi dopo di dotarsi di un sistema vascolare, di colonizzare questo sistema vascolare e possibilmente per la cellula, in un concetto di evoluzione, di spostarsi dal luogo originario. Questo consente alla cellula di potersi sviluppare in maniera molto efficace. Quindi quello che succede è che la cellula tumorale
maligna non solo perde il controllo della proliferazione, ma diventa qualcos'altro. Infatti il genoma di una cellula maligna, invasiva, in un'altra sede, è tipicamente diverso dal genoma da cui origina. Ha un genoma di tipo diverso da cui origina. Fattori ereditari, età, stili di vita, fattori ambientali condizionano lo sviluppo di un tumore e fondamentalmente ciò che avviene è un'alterazione del processo naturale del ciclo di vita di una cellula, che normalmente va incontro alla nascita, crescita, si differenzia, impara a fare qualche cosa e poi va a morire dopo un certo numero di cicli dettati dalla dimensione dei propri telomeri, di cui non abbiamo parlato per esigenze di tempo naturalmente. E ovviamente la cellula, per fare il ciclo di vita della cellula, si chiama ciclo cellulare, come qui vedete che noi biologi lo dividiamo in 4 fasi, 5 quando le cellule si arrestano, vanno in quiescenza, G1, S, G2 ed M. Durante la fase S è la fase in cui la cellula replica il proprio genoma. Questo è quello che avviene normalmente e durante lo sviluppo di un tumore avviene un'alterazione di questo processo, che può dipendere da diversi meccanismi di regolazione. L'importante è che questo processo porti alla modificazione dell'assetto fenotipico di quella cellula, tale da perdere i segnali che portano al controllo del corretto ciclare della singola cellula. Quindi avviene qualche mutazione e questa qualche mutazione deve avvenire in qualcuno dei geni chiave nel processo di trasformazione. Non avviene a caso, avviene in quei geni master di cui abbiamo parlato prima e che per quanto riguarda il processo di trasformazione si definiscono come oncogeni, che sono geni che portano alla proliferazione cellulare, sono degli acceleratori del processo di proliferazione, dei oncosoppressori, che sono geni che contrastano l'azione degli oncogeni ed agiscono come freni, P53 è uno di questi, oppure possono avvenire su geni master con attività apoptotica, cioè geni che portano alla morte cellulare, o in molti casi geni riparatori del DNA, che svolgono la funzione di meccanici. Fra questi geni c'è senz'altro BRCA1, BRCA2 di cui abbiamo parlato prima, oltre ad altri geni come ATM, AP1, eccetera. Uno dei principali regolatori di questi processi è un oncosoppressore che ha anche una funzione di sensore del danno al DNA ed è P53. Questo oncosoppressore è fondamentale per controllare quei fenomeni che abbiamo visto prima, la proliferazione cellulare, la risposta al danno cellulare, l'entrata in apoptosi se il danno è eccessivo, eccetera. Quello che succede è che nella maggior parte dei tumori si considera che circa il 50% dei tumori ovarici presentano una mutazione di questo oncosoppressore, ma come vedete la frequenza di mutazioni di questo oncosoppressore sono molto elevate in ciascun tumore. Quello che succede grazie alle mutazioni di questo oncosoppressore è che non solo questa proteina, questo gene viene inattivato, ma subisce una mutazione che consente alle cellule di guadagnare una funzione. Si parla di mutazioni oncomorfiche di P53. La cellula muta P53, non ne sopprime l'attività, ma P53 viene mutato per diventare un qualcos'altro e far guadagnare una funzione, per esempio la proliferazione alla cellula tumorale. Quindi mutazioni di un oncosoppressore, vi possono essere mutazioni nel caso di geni di riparazione del DNA. E questa patologia che si chiama xeroderma pigmentoso è una malattia rara, autosomica di tipo recessivo, nella quale il soggetto presenta una particolare predisposizione allo sviluppo di cheratosi e di tumori alla pelle. Questo perché i geni deputati alla riparazione del danno causato dalle radiazioni ultraviolette sono inattivati, in particolare sono i geni XP che qui vedete elencati.
e causano l'insorgenza, appunto, l'incapacità della cellula di rispondere adeguatamente alla lesione dovuta alla radiazione ultravioletta. Oltre a questi geni, vi sono numerosi sindromi umane associabili ad alterazioni mutazionali su geni di riparazione. BRCA1, BRCA2 è tipicamente associato con lo sviluppo di tumori ovarici e la mammella, quindi colpisce il sesso femminile, ma anche i tumori dell'intestino sono associati a difetti nella via di riparazione, in questo caso del mismatch. Perché del mismatch? Perché la mucosa, l'epitelio dell'intestino è un tessuto ad alta proliferazione, quindi replica molto e quindi la frequenza d'errore della DNA polimerasi durante i processi di replicazione è più elevata. Si parla ora di profili di signature mutazionali associabili ai diversi tumori, che danno una particolare prevalenza di determinate mutazioni in associazione con l'ambiente, per esempio. Nel caso del fumo, per esempio, troviamo una frequenza maggiore di mutazioni, di trasversioni GT, perché sono legati al danno ossidativo, quello che vi dicevo prima legato al danno ossidativo, l'ossidazione della guanina. Oppure fenomeni, come nel caso del tumore alla cervice, legati all'azione di enzimi, come questo, che si chiama ApoBec, che è una citidin-deaminasi, che deamina la citosina in uracile e converte una base azotata in un'altra base azotata, dando un fenomeno che sia associabile alle transizioni. Quindi oggigiorno è possibile anche, si sta studiando questo dal punto di vista genetico e si sta comprendendo che è possibile associare determinati tipi di mutazioni con determinati tipi di tumori e con l'alterazione di particolari vie di riparazione o con l'esposizione a diversi tipi di lesioni. Tornando al discorso dei microRNA, una cosa che sta emergendo anche per quanto riguarda la risposta al danno al DNA è che sembra che gli RNA non codificanti possano svolgere una funzione nella regolazione dei meccanismi di riparazione. Cioè sembra che quando il DNA viene interrotto in un singolo filamento o in un doppio filamento, quella regione di rottura sia una regione che agevoli la trascrizione di piccole sequenze di RNA non codificante. Quindi c'è una trascrizione spuria che non ha la funzione di produrre un RNA messaggero che verrà poi tradotto, ma che sembra esclusivamente a far sì che in quella zona della lesione il reclutamento degli enzimi nel sito della lesione sia più efficace. Tanto che si vede, per esempio, nei tumori che quegli enzimi che sono deputati al processamento degli RNA non codificanti, come Dicer e Drosha, di cui vi parlavo prima, sono tipicamente downregolati, sono sottoespressi. Il che significherebbe che in un tumore uno dei meccanismi che consente al tumore la variabilità genetica che gli consente di svilupparsi sia legato alla soppressione dei meccanismi di riparazione che vanno attraverso l'utilizzo degli RNA non codificanti. Ecco, voglio concludere cercando di affrontare questa domanda, soprattutto in relazione ad un lavoro importante che è balzato alla ribalta qualche tempo fa sui giornali e di cui ne è stata data, e i media hanno dato un'interpretazione non corretta, perlomeno dal punto di vista biologico e medico. E la domanda è se esista una relazione fra il caso, l'ambiente, lo stile di vita, la predisposizione genetica e la possibilità di sviluppare un tumore. Il lavoro è un lavoro su Science che è stato pubblicato 2 anni fa e qualche mese fa è stato riprodotto la rivisitazione del lavoro. Dall'analisi
dalla meta-analisi di dati di letteratura, dove prendeva in considerazione il contributo genetico, il contributo ambientale nell'insorgenza dei tumori, partendo dall'osservazione che ci sono certi tipi di tumori che sono molto più frequenti di altri tipi di tumori. Ok? Quindi se l'evento è un evento ambientale, uno si aspetterebbe che l'effetto in termini di frequenza di insorgenza sia più o meno costante in tutti i tipi di tumore. La qualcosa invece non è. Ci sono determinati tipi di tumori che sono più frequenti di altri tipi di tumori e ci sono certi tipi di tumori che sono associabili a condizioni ambientali. Pensiamo al tumore al polmone ed il fumo. Quindi questi autori che cosa hanno fatto? Hanno misurato una serie di questi parametri e hanno ottenuto questa conclusione, che solamente il 30% della variazione nel rischio di sviluppare un cancro di diverso tipo o di origine diversa sia attribuibili a fattori di tipo ambientale o predisposizione di tipo ereditario. E la conclusione a cui sono arrivati questi autori è che fondamentalmente la maggior parte, cioè circa 2/3, è legata alla sfortuna, bad luck, che è legata a mutazioni casuali che si svilupperebbero nelle cellule staminali durante i processi di replicazione. Questo è stato quello che di tutto questo articolo, adesso vi faccio vedere i dati, è stato preso dai giornali. Ovviamente la conclusione qual è? Che è inutile fare alcun tipo di analisi sull'ambiente, di accorgimenti alimentari particolari, perché tanto il tumore si sviluppa per un effetto casuale. Il dato sperimentale è quello che vedete qui, dove si vede una relazione di tipo lineare fra il rischio di sviluppare un tumore e il determinato tipo di tessuto da cui quel tumore deriva, in relazione con il numero totale di divisioni cellulari delle cellule staminali da cui quel tumore deriva. Quindi c'è una relazione lineare, più o meno lineare, fra il numero delle divisioni cellulari e la frequenza di sviluppare un tumore. Quindi la conclusione che la quota maggiore di rischio dipenda da eventi stocastici legati alla replicazione delle cellule staminali dei vari tessuti è una osservazione che ha una base sperimentale abbastanza consistente, ma l'interpretazione che ne è stata data, ovvero del fatto che è inutile fare alcun tipo di prevenzione perché tanto è il caso che determina l'errore, è ovviamente sbagliata. E a dimostrazione ulteriore di questo dato, poiché la casistica precedente prevedeva solamente l'impiego di pazienti degli Stati Uniti, quindi dove il rischio ambientale era, diciamo, non pesato adeguatamente, gli autori che cosa hanno fatto? Hanno esteso l'analisi a circa una settantina di paesi diversi, quindi dove i soggetti sono sottoposti a rischi ambientali e rischi genetici di tipo diverso, confermando i dati e parlando di cosiddette mutazioni R dovute alle replicazioni. Quindi l'ipotesi regge, l'ipotesi che ci sia una correlazione fra gli errori dovuti alla replicazione e la frequenza di mutazione associata a mutazione su geni driver, su geni master dei tumori, è un'osservazione diretta, è un'osservazione consistente. Le conclusioni però che evidentemente a seguito della polemica che questi autori hanno sollevato sono ben chiare nel lavoro. Questo lavoro è un lavoro di marzo di quest'anno.
ovvero poiché le mutazioni, queste mutazioni R, cioè il contributo delle replicazioni, è sostanziale nello sviluppo dei tumori, è evidente che sia fondamentale pensare alla prevenzione di tipo primario. Perché? Perché le cellule staminali ovviamente sono soggette anch'esse a danni di tipo ambientale che possono contribuire ad una maggiore frequenza di errore, ma soprattutto sottolineando la cosiddetta prevenzione secondaria. Prevenzione secondaria intesa come individuazione precoce della patologia e intervento precoce. In particolare, questa prevenzione secondaria è l'unica opzione in quei tumori in cui le mutazioni sono prevalentemente il risultato della variabile R, ovvero della variabile replicativa. Quindi siamo a circa 70 anni quasi dalla scoperta della struttura secondaria del DNA, siamo a circa 30 anni quasi dalla comprensione che il DNA è una molecola instabile e che quindi sono necessari dei meccanismi di riparazione. Quali sono le domande aperte che sono poi di fatto l'oggetto del congresso che si terrà dal 24 settembre? Intanto la comprensione di quale sia l'influenza di danni endogeni al DNA, sulle malattie, sul cancro, di come esse siano associate all'invecchiamento e alle malattie neurodegenerative, in relazione anche all'ambiente e all'alimentazione. Le conoscenze sul genoma delle cellule tumorali e lo sviluppo di nuove tecnologie per la modificazione del genoma. Le tecniche di visualizzazione delle componenti associate alla riparazione del DNA a livello molecolare. Di questo si sta facendo poco ed è una frontiera in questo momento, il comprendere i meccanismi molecolari attraverso i quali macrocomplessi biologici in cui sono coinvolti i meccanismi, gli enzimi di riparazione sono coinvolti nel processo di riparazione. Senz'altro comprendere il ruolo dell'RNA per la stabilità genomica e quello dei meccanismi epigenetici in relazione all'invecchiamento e alla stabilità genomica per le patologie umane. E soprattutto le conoscenze ottenute dallo studio delle malattie ereditarie sono fondamentali per comprendere la relazione diretta che c'è fra danni endogeni al DNA, i meccanismi di riparazione e lo sviluppo di patologie umane. Concludo con questa frase che in qualche modo credo sia rappresentativa anche dal punto di vista umano, il paradosso cui l'uomo si trova di fronte. È una frase di un altro premio Nobel per la medicina che ha contribuito al sequenziamento del DNA, che è John Salston. La nostra capacità di leggere la sequenza del nostro stesso genoma ha il sapore di un paradosso filosofico. Può infatti un essere intelligente comprendere le istruzioni per fabbricare e rigenerare se stesso? Bene, questi argomenti sono l'oggetto del congresso di cui vi è stato detto poc'anzi. Questo è il sito del congresso. Ringrazio personalmente il rettore del contributo sostanziale che ha dato nello sviluppo, nella realizzazione di questo congresso, che vede 40 speaker di livello internazionale, oltre al premio Nobel Thomas Lindahl. Questo è considerato per l'ambito della stabilità genomica il congresso di riferimento a livello mondiale per quest'anno, per cui credo che dobbiamo essere estremamente contenti. Abbiamo circa 170 delegati da 20 paesi diversi e 130 studenti iscritti provenienti dai 3 atenei del Friuli Venezia Giulia. Credo quindi pertanto che sia un successo culturale senz'altro per la biologia molecolare e per quest'ambito di ricerca. E vi ringrazio profondamente per l'attenzione che mi avete dato, anche per il tempo che mi avete dato, che come è mio costume è
sforo sempre ampiamente nelle presentazioni, ma che imparerò, spero, col tempo a ridurre. E questa è la foto del mio laboratorio